Amici bellini, Madonna, mi sti capelli proprio oggi niente. Mi devo fare un bello shampoo, una doccia importante. Ma Spalletti ha parlato. Ci sono, la conferenza, ragazzi. Voi mi dovete anche perdonare un po' di ritardo, ma vi spiego una cosa, non la vedo bene, non la vedo bene. Questo mi sembra che va male, quest'altro mi sembra che va. Ve lo spiego, cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Allora, amici miei, prima di tutto, ma proprio le prime cose importanti, benvenuto Stefano Oscar. Non si legge qua, ma voi vi fidate di me, uno degli ultimi iscritti. Benvenuto, iscrivetevi al canale, voi nuovi che siete capitati per caso, perché magari cercavate le parole di Spalletti, ma io ho aspettato anche che il Napoli postasse la conferenza sul proprio canale YouTube, quindi potete vederlo. Questo è un commento alle parole di Spalletti e lo sapete che io adoro, per tastare il polso, per sapere come sta. Io dicevo, non la vedo bene, non la vedo bene. Perché dico non la vedo bene, non la vedo bene? Perché sono negativo. Ah, la battuta, sono negativo, mi sono negativizzato, maledizione, che meraviglia, che bellezza. E quindi i like di questo video sono per la mia negatività. Che mai come in questo periodo, in questi anni, la negatività è una cosa positiva. Non c'è niente altro da aggiungere al riguardo. Bene così, tutto a posto, si ricomincerà a faticare, siamo contenti. Chiusa questa parentesi per la salute, che comunque è importante, anzi è la prima cosa, andiamo a parlare un pochino delle parolucce, le parolucce di Spalletti, che mi è sembrato, altro che non lo vedo bene, anzi, mi è sembrato di nuovo sereno, mi è sembrato di nuovo pronto a rispondere alle domande e non credo sia un caso, ma mi è sembrato contento anche di rispondere a domande un po' più tattiche. E dato che noi siamo sempre molto molto critici nei confronti della stampa, nei confronti degli addetti ai lavori, i giornalisti eccetera eccetera, me lo fate fare un complimento generale? Posso fare un complimento generale che tutte le domande, quasi tutte, mi sono sembrate più interessanti, almeno per quanto mi riguarda. A qualcuno può interessare altro, a me interessa invece il campo, capire Elmas dove è meglio, Mertens se ti piace di più. Sì, e vedi che Spalletti è pure più sereno, se ti deve rispondere e si diverte e ci dà degli spunti. Che bellezza, alla grande. Quindi quando si comincia a parlare dell'emergenza, è qui che nell'emergenza, perché ovviamente siamo corti, la rosa è decimata, che deve uscire quella mentalità. E Spalletti insiste e ci ricorda, anche nelle prime partite alla fine eravamo un pochino più in emergenza perché il centrocampo doveva essere per forza quello. Ricordate che giocava Bobotta, avevo pochi cambi, non c'era ancora Mertens, comunque reduce dall'operazione alla spalla eccetera eccetera. Ma siamo noi che dobbiamo alzare il livello. Vedi come Spalletti usa anche le parole nostre del canale Caffè Napoli 1900. Alzare il livello, alziamo il livello dei commenti, alziamo il livello dell'attenzione, alziamo il livello dell'analisi. Spalletti vuole alzare il livello anche della squadra, perché poi anche nell'emergenza tu devi fare un livello di prestazione alto, altrimenti. E quindi lui si prende anche delle responsabilità per quanto riguarda l'approccio. Lui dice: se prendo quel gol così a freddo vuol dire che forse anche io ho sbagliato delle cose. Poi si parlerà anche della scelta tattica e lì è un po' più sibillino, no? Però se prendo quel gol vuol dire che forse ho sbagliato qualcosa anche io. A volte un silenzio è meglio di una parola in più, alcuni giocatori vanno presi in un certo modo, altri in un altro, e insomma lui si prende le sue responsabilità per questa sconfitta. E poi c'è la parentesi su Maradona che lui ricorda, è sempre nei nostri pensieri, e fa una cosa bellissima, ragazzi. Messico 86. Dice, non solo nel calcio, così, Maradona compare nelle canzoni. Spalletti che si sente Messico 86. Spalletti si è sentito Messico 86. E dice una cosa che non ha detto nessuno finora. Ha detto non solo va messo nel contesto del calcio, la sensibilità. Si vede quando Maradona cantava. Mamma mia, che cosa straordinaria, Luciano. Quanto sei un grande. Andate su Spotify, cercate Valerio Fluido Celentano e trovate Messico 86. Se non vi piace la musica, vi piacerà la tazza che trovate sul fluido.net. E c'è lo sconto del Black Friday e fate il regalo di Natale alla vostra bella, che vi piacerà. Si può mettere il caffè, la cioccolata calda, potete metterci anche i cioccolatini per la Befana. Messico 86.
La Lazio, la partita con la Lazio ha un peso diverso, sì, anche perché veniamo da queste 2 sconfitte sicuramente, e anche per il fatto che è un avversario di livello, ci ricorda il fatto del condominio, delle sorelle, eccetera, eccetera, è un avversario che ha un peso diverso, quindi anche lui, Spalletti, ci conferma il quando. Perché una cosa è affrontare la Lazio quando sei in fiducia che le hai vinte tutte, e una cosa è affrontare la Lazio quando vieni da un pareggio e 2 sconfitte consecutive, quindi questo è importante. Poi lo richiamano sul discorso dello Spartak, e secondo me Spalletti fa benissimo a sottolineare le cose come stanno. Ti dice, in Russia ci sono dei club seri e poi c'è lo Spartak, quindi lo dice proprio chiaramente che sono stati loro dei pagliaccissimi nell'atteggiamento durante la gara, prima della gara, dopo la gara, anche con i tweet, quindi si chiude come sta, e poi ci ricorda ci sono queste cose qua, e poi ci sono anche le cose che voi magari non sottolineate, per esempio il rapporto ottimo che ha lasciato che è rimasto con certi giocatori dell'Inter. Io lo si accusava di non aver gestito bene lo spogliatoio, invece i giocatori lo vanno a salutare, insomma questa è la situazione. D'altra parte lui lo dice, la mamma gli dice Nini rimani come sei e non voglio cambiare, io ascolto la mamma. Benissimo, Insigne c'è, Fabian c'è, con tutta probabilità titolari, sono recuperati completamente. Mertens e Petagna si può rivedere, qui questo è un pochino più sibillino perché lui dice sì, probabilmente anche la scelta mia di essere un pochino più offensivo del solito mettendoli tutti e 2 insieme potrebbe aver influito sulla partita, però per avere la controprova io non avrei dovuto prendere quel gol a freddo così presto, quindi secondo me questa è una soluzione che potremo rivedere più in là. Non è una soluzione che viene bocciata perché abbiamo perso con lo Spartak, lo potremo rivedere, io spero di rivederlo, anche per non lasciare Mertens troppo isolato nelle varie difese italiane, però probabilmente ci sta ragionando su, senza dubbio. Cambiare sì, confusione no, perché si parla molto di moduli, della possibilità della costruzione a 3, i 2 trequartisti, magari che poi c'erano 2 trequartisti più una seconda punta nell'occasione dello Spartak. Lo vuole fare Spalletti, vuole proporre anche cose diverse perché dice tutte le squadre in Europa, quelle là forti, poi alla fine durante la gara propongono cose diverse ed è più difficile per gli avversari andarti a prendere perché tu prepari la partita in un modo, poi loro ti cambiano le carte in tavola, è più complicato. Però non devo nemmeno creare confusione perché le certezze tattiche sono importanti per certi giocatori, specialmente per certi giocatori, non per tutti, e quindi se io poi cambio troppo uno si gira, non trova i riferimenti e può essere, serve una via di mezzo e serve pure un po' di mazzo, questo lo dico io, non lo dice Spalletti. Sarri è un avversario difficile sicuramente perché sa mantenere questa squadra corta, la ragnatela fitta di passaggi e non c'è dubbio, lo conosciamo bene. Poi si parla di Osimhen, che è un giocatore unico per le sue caratteristiche, ma ovviamente il passaggio nel paragone con Mertens, dice Mertens è molto diverso, è chiaro, a Mertens non gli puoi chiedere di fare uno strappo di 70 metri palla al piede, cosa che Osimhen può fare, però nello stretto, soprattutto nel posizionamento, cioè andarsi a prendere le posizioni giuste, sapere dove mettersi per portarsi appresso un avversario, per creare il vuoto e poi riempirlo, o anche quando gli capita un pallone sul piede in zona gol, Mertens è diverso, ma è diverso in meglio rispetto a un Osimhen che deve ancora crescere sotto questo punto di vista, e potrebbe anche non crescere, potrebbe anche rimanere così Osimhen. Ovviamente questa è la differenza con Mertens, prendere o lasciare, nel senso a coperta dove la tiri poi qualcosa si scopre, e gli piace anche ricordare che c'è Petagna che ha caratteristiche ulteriormente diverse, quindi possiamo ipotizzare un Mertens titolare? Non lo so, però io credo che il Mertens sarà titolare. Demme sta bene, ma probabilmente lo vedremo magari entrare nel secondo tempo perché gli manca il ritmo proprio partita. Gli chiedono anche di Elmas dove metterlo meglio. Italia Mele, brava Italia Mele, capire come lui lo vede, perché poi sappiamo che Elmas si adatta dappertutto, ed è bello Spalletti che dice ma qualcuno mo mi chieda pure di Lobotka, perché sennò poi lo devo citare io, se mi chiedete di tutti i giocatori dobbiamo dirli tutti, sennò è peccato, è una questione di cortesia. Iscrivetevi al canale, vi siete dimenticati di lasciare il like, è una questione di cortesia, fermo a botta. Quindi Elmas non solo è un bravo giocatore, è anche bello e anche sorridente, non mi dà nemmeno brutte occhiatacce quando magari non lo faccio partire da titolare, e questa è una cosa che Spalletti apprezza molto.
Elmas è un giocatore da linee interne, quindi centrocampista, trequartista all'interno del campo dove può creare più scompiglio. Poi lui ha la volontà e il sacrificio di adattarsi sotto tutti i punti di vista, però lui lo ama in queste linee interne. La difesa, che ha subito dei gol di troppo questa volta, Lombardo ci ricordo sono 6, non sono 7, sono 7, Spalletti dice è la stessa cosa, non cambia niente 7 o 6, l'importante è proprio non prenderli. E quindi lui ci ricorda che l'importanza è di lasciarla bella alta e soprattutto di accorciare le distanze tra difesa e centrocampo. La cosa che vi ho sempre detto è la famosa voragine che si crea se il Napoli va a fare il pressing alto, dove anche i centrocampisti centrali devono accompagnare, altrimenti si crea il buco. Quando anche i centrocampisti accompagna, deve salire anche la difesa, perché sennò se ti prendono in quel buco sei fritto, sei frittissimo e non c'è dubbio. I gol, ok, ci sono, ma i trequartisti, perché la brava Claudio Vivenzio fa la domanda di campo, quindi sono proprio contento di come gli siano arrivate tutte domande di campo questa volta, e gli si chiede di questa famosa rumba dei trequartisti che stanno un pochino underperformando, sia a livello di numeri, io dico anche a livello di prestazioni non eccezionali nell'ultimo periodo. E Spalletti dice sì, alla fine però come numero di gol ci siamo, numero complessivo ne abbiamo fatti anche parecchi, ma fai bene a dirmelo, perché i trequartisti possono migliorare, essere più convinti di quel lavoro che va fatto all'interno del campo. Dopodiché, ancora una domanda tattica, alzare un terzino, quindi per far stringere poi un altro mediano e creare più densità. Sicuramente si può fare, è corretta la cosa. E Spalletti dice anche: se lei ci dà il consenso siamo più contenti. Bellissimo, con ironia, perché comunque arriva la domanda, ma poi non è che me lo dici tu, non è che me lo stai consigliando tu, e quindi ci siamo. Dopodiché si chiude con un passaggio su Mertens, che potrebbe proprio lui essere decisivo contro Sarri, che se l'ha inventato prima punta, se l'ha inventata alla fine, dopo vari tentativi falliti, Mertens risulta la prima punta perfetta per Sarri, e Spalletti ci dà uno spunto bellissimo, il 4-2-3-0, che poi non è altro che il discorso dello spazio che faceva Guardiola, che si faceva in passato, lo stesso Bielsa. Perché? Perché è il terminale offensivo, ma è come falso 9, una punta che viene dentro, che ti scappa da tutte le parti, e il difensore non ha i famosi punti di riferimento. Quindi 4-2-3-0 è la formazione con Mertens davanti, perché Mertens poi non te lo trovi, dici dove è andato, e quindi poi bisogna però poi riempire e creare tutta questa situazione qua. E sotto questo punto di vista lui ci ricorda che se vai a chiedere ai difensori cosa preferiscono marcare, cosa o chi preferiscono marcare, preferiscono uno grosso, che loro sentono il contatto fisicamente con uno grosso che sta più statico e che sta là e sai come marcartelo. È chiaro, anche quelli grossi ti possono fare gol, nell'uno contro uno ti possono distruggere fisicamente, ti possono superare in velocità. Meglio per un difensore marcare uno così, marcare un Ibra per esempio, che non marcare un Mertens, che magari ti scappa, tu non lo vedi, ti frega poi in velocità e sei fregato. Da New York, Valerio Fluido è tutto. Lo so che in questo momento forse in questo momento che voi guardate il video si sta giocando una partita importante, quella tra Juventus e Atalanta e Juventus, non lo so dove giocano. Lo so che volete parlare anche della questione della Juventus che è implicata, Guardia di Firenze eccetera eccetera. Secondo me niente succederà. Al massimo faranno un altro documentario, poi ne parleremo anche di quello là di Amazon così. Nel frattempo All or Nothing stanno filmando nella sede dell'Arsenal, quest'anno tocca a loro. Io guardando quella cosa dico: il Napoli non penso che abbia niente da dare, purtroppo, anche a livello visivo, anche a livello proprio di epica, di strutture, di cose, la sede, non lo so. Se siamo all'altezza di poter reggere una cosa del genere, anche perché se poi usciamo troppo presto, ne parlavo con il nostro amico Guido, se usciamo troppo presto poi dalle competizioni, che facciamo? Amazon viene senza niente, soldi buttati, e invece no, se uno va più avanti possibile. Già con la Juve sono usciti prestissimo dalla cosa e hanno dovuto creare tutta un'epica diversa per valorizzare la Coppa Italia, la Supercoppa, e il fatto che sono andati in cielo. Credetemi, è complicato. Da New York l'ho detto. Vabbè, allora lasciate i like finali, andatevi a vedere la partita dove una si deve, o tutte e due devono perdere punti, e noi dobbiamo approfittarne, dobbiamo per forza
approfittarne. Vai Napoli, vai. Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose cretine. Sei iscritto pure a TikTok. Di più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.